Benvenuti, oggi è mercoledì 25 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:50 e tramonta alle 18:53. La luna si leva a mezzanotte 04 e cala alle 15:12. Oggi la Chiesa celebra Santa Aurelia. Il nome Aurelia deriva dal latino e significa splendente. Oggi, 25 settembre, è la giornata internazionale dei sogni. Tale iniziativa è stata promossa nel 2012 da Ozioma Egwonwu, una motivatrice ed educatrice americana, per ricordare con forza che tutti abbiamo la capacità di apportare cambiamenti positivi nella nostra vita e nel mondo. Ed il massimo potenziale si può raggiungere con l'unione, creando una forza di cambiamento positivo ed inseguendo i nostri sogni. Vari workshop ed eventi gratuiti anche in Italia sono finalizzati ad ispirare le persone di tutto il mondo ad agire e fare un passo avanti nel mondo. Soffia 75 candeline oggi Pedro Almodóvar, regista spagnolo di culto. Appassionato di cinema fin da ragazzo, comincia a farsi conoscere negli anni '80 con il suo stile a tinte forti e l'interesse costante per la diversità sessuale. La consacrazione internazionale arriva con Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Nel 2019 a Venezia riceve il Leone d'Oro alla carriera. Buon 69esimo compleanno ad Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, un soprannome che, pensate, gli aveva dato la sua maestra delle elementari. Per 4 volte ha partecipato al Festival di Sanremo, arrivando in 3 casi penultimo. Poi l'esplosione con la Svolta Blues, che lo ha reso famoso nel mondo e gli ha fatto vendere più di 60 milioni di dischi. Infine, auguri a una delle coppie più note del cinema. Gli attori Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, marito e moglie, sono nati entrambi il 25 settembre. Sia chiaro, lui 80 anni fa, lei 55. Lo statunitense Douglas, figlio d'arte del grande Kirk, viene ricordato in Attrazione fatale, Wall Street e Basic Instinct. Per l'attrice citiamo tra i tanti La maschera di Zorro e Chicago. In mezzo alla strada c'era una transenna per lavori in corso. Il giudice Cesare Terranova non fece in tempo a intuire il pericolo. Da un angolo sbucarono alcuni killer che aprirono ripetutamente il fuoco contro la Fiat 131. Era il 25 settembre del 1979 e in quell'agguato mafioso a Palermo fu uccisa anche la sua fedele guardia del corpo, Lenin Mancuso. Sapete cos'è un catalizzatore? I catalizzatori in chimica sono sostanze che favoriscono una reazione, aumentandone la velocità. Nelle industrie vengono utilizzati metalli o ossidi di metallo per rendere più efficienti le catene di produzione. Nella vita di tutti i giorni possiamo trovare dei catalizzatori nei detersivi biologici sotto forma di enzimi che digeriscono amidi, proteine e grassi dell'unto. Questi operano a temperature non molto alte, risparmiando energia e danneggiando molto meno i tessuti. Buongiorno ai 12, oggi sono le signore dello zodiaco che tengono un banco nell'oroscopo perché Luna e Venere stipulano un bellissimo accordo, un magnifico trigono dal Cancro allo Scorpione. Vediamo cosa succede ai 12. Ariete, per quanto siate motivati al lavoro e la carriera chiama, c'è sempre un vostro lato sentimentale tutto da inseguire. Oggi è un po' meno difficile la comprensione delle cose, proprio perché la Luna addolcisce il vostro Marte, che seppure rimane in quadratura ed è ancora un po' spigoloso, vi permette comunque di intuire meglio le intenzioni del partner. Carriera a tutto gas.
Toro, la giornata di oggi prevede una compatibilità della Luna che addolcisce Marte, che vi dà comunque forza ed energia, e anche se Venere è in opposizione, sono proprio Luna e Marte che si pongono in aspetto positivo e che mitigano un po' questa tensione zodiacale, il che significa che con le vostre trovate e col vostro estro riuscirete a essere sensuali più che mai. Gemelli, la giornata di oggi prevede una giornata un po' di assesto economico, la Luna vi ricorda di sistemare alcune cose in banca e di avere comunque con il partner una buona gestione economica dell'andamento comune. Cancro, oggi siete tra i protagonisti della giornata proprio perché la Luna, la vostra Luna è nei vostri gradi, potentissima, si congiunge a Marte e forma questo bellissimo trigono con Venere che vi dà solidità, forza, energia e coraggio in amore. Più di così, oggi passione. Leone, gli aspetti di oggi vi snobbano un po', soprattutto perché proprio Venere diventa un po' polemica, un po' spigolosa. In ogni caso, oggi potreste essere un pochino disturbati nel sonno ed avere bisogno di un riposo maggiore. La Luna congiunta a Marte in 12ª spesso produce delle notti un po' insonni, quindi maggiore riposo. Vergine, la giornata di oggi prevede questi accordi planetari a voi molto compatibili, per cui oggi è una giornata da dedicare assolutamente all'amore, all'azione e soprattutto alla propositività. Se sentite uno slancio intenso e bello verso il partner, oggi è la giornata giusta per esternarlo. Bilancia, giornata oggi che prevede una Venere sempre più attiva in seconda casa, quindi una Venere che materializza letteralmente l'amore. La Luna e Marte per voi oggi sono un po' antipatici e quindi rappresentano questo livello di frenesia e di incalzare lavorativo che vi potrebbe un po' stressare, ma voi riuscite a essere belli e eleganti anche sotto questi aspetti planetari. Scorpione, giornata oggi molto ma molto interessante, con una bella Venere nei vostri gradi che fa trigono alla Luna e a Marte in Cancro. Ottima configurazione zodiacale, quindi oggi che vi dà energia, sensualità, passione e magari l'incontro giusto o periodo ottimo per fare nascere delle relazioni all'insegna di una grande passione come piace a voi. Sagittario, la giornata di oggi porta con sé la buona notizia che semplicemente la Luna ha dismesso finalmente la sua opposizione, quindi migliora sicuramente l'umore. Ci penserà la chiarezza del Sole amico in Bilancia a farvi decidere su qual è la cosa giusta da fare. Il cielo piano piano comincerà ad aprirsi e a essere un po' meno ostico, sperando sempre che col transito di Giove in Gemelli passi quanto prima. Capricorno, la giornata di oggi prevede Luna e Marte opposti ai vostri gradi zodiacali. Vi rimane Venere, però la vostra sensualità sarà proprio l'arma che dovrete usare per non scendere in battaglia. Oggi si sconsiglia assolutamente di attaccare o di dare delle risposte un po' spigolose, si potrebbero generare delle incomprensioni. Acquario, i pianeti dell'amore e della passione, Venere in Scorpione, Luna e Marte in Cancro sicuramente oggi non vi aiutano, ma ci pensa il Sole in perfetto trigono ad essere assolutamente generoso con voi e a darvi un po' di chiarezza. Anche se sembra che le cose vi sfuggano un po' di mano a livello sentimentale, la cosa vi tange poco, piuttosto cercate di fare chiarezza in ambito lavorativo. Pesci, giornata splendida per voi perché i segni d'acqua oggi con queste configurazioni sono super privilegiati. Trigono da Venere in Scorpione e trigono da Luna e Marte dal Cancro. Oggi potete di tutto, prendere in mano una situazione e soprattutto decidere per voi e per la vostra carriera con orgoglio e anche sprezzanti di alcune conseguenze. Intenzionato a mettere su una band, il giovane batterista Larry Mullen affigge un volantino sulla bacheca della scuola. All'appello rispondono in 4 e il 25 settembre del 1976 si ritrovano tutti a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo che inizialmente si chiama Feedback, ma che qualche anno dopo conquisterà il mondo con il nome U2. Per
indicare una persona molto determinata ad ottenere ciò che vuole e che se la cava anche in situazioni difficili, in italiano possiamo dire quello è un osso duro. Beh, in inglese il concetto è lo stesso, ma invece che di osso si parla di biscotto, utilizzando l'espressione tough cookie, traducibile letteralmente con biscotto duro. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Dal Canton Ticino alla corte papale, Francesco Castelli, molto più conosciuto come Borromini, comincia a farsi strada nell'urbe, facendo subito i conti con il suo futuro nemico, Gian Lorenzo Bernini. I due hanno diverse visioni della vita e dell'arte. L'iniziale collaborazione presto si muterà in un conflitto divenuto leggenda. Borromini darà prova del suo genio con la realizzazione delle chiese di San Carlo alle Quattro Fontane e di Sant'Ivo alla Sapienza, ma la sua stagione fortunata termina con l'avvento di Alessandro VII e il ritorno di Bernini sulle scene. Da qui Borromini cadrà in una profonda crisi, disturbi nervosi, depressione, ipocondria, insonnia cronica lo porteranno al suicidio. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non ci sono buoni e cattivi, ma solo cattivi e peggiori. È questo il fascino delle persone. E anche la puntata di oggi finisce qui. Che un nuovo meraviglioso giorno abbia inizio. A domani, buona giornata.